Permesso. Ah, buongiorno. Buongiorno, cercava qualcosa? Sì, a dire il vero sì, se lei è Nicola Orsi, lo scultore. E se lo fossi, cos'è che le serve? Beh, innanzitutto complimentarmi per le opere che ho visto esposte alla mostra, Ma sul serio l'ha vista? davvero bella. Ah, mi fa piacere, la ringrazio. Complimenti. Ma mi scusi, lei non era il custode del Fanatrofio? Eh, allora mi può dare una mano. Si ricorda la vicenda del giardiniere, quello che si è sparato un colpo in testa e che si diceva avesse strane attenzioni per i bambini. Strana gente che era lì. Abitavano quella casa con i balconi rossi dietro l'orfanatrofio. Abitavano, ma non viveva da solo quell'uomo. No, no, aveva un figlio che teneva segregato, non usciva mai questo ragazzo. Ogni tanto arrivava uno strizzacervelli che prendeva in affitto una stanza e non so dirti altro. Beh, non ha idea di quanto mi è stato utile. Beh, comunque la lascio lavorare, vedo che è impegnato, per cui... A proposito, quando è la prossima mostra? Ci sto lavorando. E allora ci vediamo lì. Arrivederci. Salve, grazie, salve.